Stamattina ad Ortigia, nell'ambito del G7 Agricoltura e Pesca, si è tenuta una tavola rotonda dal titolo Educazione alimentare, ambientale, stili di vita sani nel G7 e nel continente africano. EBioScart Plus è tra i protagonisti degli eventi collaterali del forum governativo. La conferenza registra gli interventi di studiosi, esperti, rappresentanti di categorie e vertici istituzionali. In testa al progetto di EBioScart Plus l'innovation broker Carmelo Danzini. Ci troviamo in questa meravigliosa cornice dell'Urban Center in Siracusa, stiamo dando l'avvio al G7 e siamo onorati come progetto di economia circolare a poter partecipare, sponsorizzare e dare un partenariato consistente a questa iniziativa sullo stile di vita, l'ambiente all'interno dell'alimentazione, all'interno dei paesi del G7 e dell'Africa. Il tema ci trova pronti, sensibili. EBioScart Plus tratta proprio del tema cogente del recupero delle risorse che sono sempre più scarse e limitate in un pianeta che ritiene queste risorse illimitate. Noi da cassa di risonanza fungiamo con gli altri partner, con la AGI, col Ministero e appunto col G7 per lanciare un messaggio chiaro e incisivo. Dobbiamo prenderci cura del pianeta e per fare questo dobbiamo valorizzare al massimo gli scarti che produciamo, i prodotti non idonei. EBioScart Plus valorizza la buccia di fico d'India in 2 nuovi fattori produttivi all'interno di un'azienda che vuole essere multifunzionale, operativa, virtuosa, e quindi in un momento di difficoltà economica, di inflazione della moneta, quando questi agricoltori soffrono sempre di più, noi arriviamo e indichiamo la strada della ripresa, indichiamo una strada per renderli più forti e solidali con l'ambiente, con l'intera popolazione e con le generazioni future. In ogni scarto, in ogni prodotto non idoneo alla commercializzazione dell'alveo dell'ortofrutta, noi possiamo prendere questo vincolo e trasformarlo in un'opportunità per quel signore, per quell'agricoltore, ma anche per la collettività, se mi permettete. Quindi sono progetti replicabili rispetto ai quali l'Europa guarda con grande interesse. Un progetto che parte dalla Sicilia con una proiezione continentale. Educazione alimentare, ambientale e stili di vita sana è il tema trattato oggi. Con il G7 pensiamo a quello che sono i problemi appunto legati al largo consumo che si ha di prodotti anche non sani, al rispetto dell'ambiente e quindi a contrastare quelle che sono le patologie cronico-degenerative dovute proprio all'eccesso appunto di alimentazione. Ma non dobbiamo dimenticare invece i nostri fratelli africani, dove là invece c'è insicurezza alimentare e malnutrizione, a differenza dei paesi occidentali dove invece ci preoccupiamo del tema della sicurezza alimentare. Ecco, noi siamo convinti che l'insegnamento dell'educazione alimentare, ambientale e stili di vita sana nelle scuole di ogni ordine e grado sia la soluzione non solo a diffondere una cultura appunto della buona educazione alimentare, ma anche a trasmettere ai cittadini quello che è l'importanza di andare alla ricerca di cibi sani dei nostri agricoltori custodi proprio dell'ambiente e della appunto tipicità e identità mediterranea. Ecco, concentrarci su questi aspetti significa garantire il reddito ai nostri agricoltori, ma soprattutto prevenire quello che è un problema sociale che può essere appunto quello della sanità, che non è più sostenibile, perché voi pensate che solo di medicine legate all'infarto al miocardio, problemi cardiovascolari, spendiamo 3,6 miliardi di euro che potrebbero essere prevenuti per l'80% delle patologie, una popolazione più longeva, più sana e in pace. Questo è il nostro obiettivo. Oggi ci sono appunto classi di diversi istituti superiori presenti, oltre 60 persone accreditate, più di studenti, arriveremo a 150 in presenza e oltre 400 in videoconferenza, anzi chiunque si vuole collegare può farlo attraverso il webinar, quindi diciamo che è sensibilizzata questa cosa e oggi nascerà proprio un comitato promotore dell'educazione, di una legge di educazione alimentare, ambientale e stile di vita sana che va anche a sostegno di quello che già oggi in Parlamento si assiste, perché altri parlamentari hanno già proposto queste leggi e noi vuole essere questo comitato di sostegno, ma per far di vedere che i cittadini sono sensibili a questi temi, e lanceremo anche una raccolta firma che parte proprio dal G7 e da Siracusa.